Telecamere intelligenti, l'ultima frontiera della sicurezza. Gli occhi elettronici posti a guardia dei varchi cittadini, grazie all'identificazione delle auto che passano, sono in grado di verificare se una macchina è rubata, ma anche la regolarità dell'assicurazione e della revisione, e non solo, possono risalire all'identità dei proprietari delle vetture che vengono intercettate. Su questo sistema il sindaco Francesco Rucco oggi e nei prossimi anni vuole investire per rafforzare la sicurezza. Per questo i primi 3 Targa System sono stati proposti alla Regione Veneto, che ha determinato un contributo per il Comune di Vicenza. L'investimento è di 56.500 euro, di cui abbiamo ottenuto un contributo, un via libera, un contributo di 30.000 euro da parte della Regione Veneto, quindi i restanti 26.500 euro saranno a carico delle casse comunali. Le prime 3 telecamere intelligenti verranno installate sulle arterie principali. Si parte da Viale Trieste, dalla zona est, ma l'obiettivo è coprire tutta la città. Targa System invia in tempo reale le targhe delle auto irregolari, allertando le pattuglie più vicine. Questo permetterà un intervento immediato delle forze dell'ordine. Le telecamere sono collegate naturalmente con la centrale operativa, che è poi in rete sia per la polizia locale, questura, e di recente anche l'abbiamo messa in rete per i carabinieri, e quindi questo permetterà un occhio vigile sul territorio anche da parte delle forze dell'ordine.